Penso che il vaccino sia volontario e deve essere una prerogativa di civiltà questa. Dopodiché tu puoi essere obiettore di coscienza e non voler toccare le armi, ma non puoi andare a fare la guardia giurata. Usa una metafora il presidente Zaia commentando la vicenda dei 10 operatori sociosanitari dipendenti di 2 RSA bellunesi che si erano rivolti al giudice del lavoro del Tribunale di Belluno chiedendo venisse riconosciuto loro il diritto a non vaccinarsi contro il Covid. La sentenza ha dato ragione ai datori di lavoro che in prima battuta li aveva messi in ferie forzate. Si tratta della prima sentenza in Italia di questo tipo che ha fatto esplodere la discussione e ora dalle RSA un'ulteriore richiesta, una norma che rende obbligatoria la vaccinazione per chi lavora nelle residenze per anziani. Chi, che chi vuole lavorare nell'RSA sa che c'è questo problema, perché davanti a questa sentenza, le sentenze si rispettano, l'avremmo rispettata anche se fosse stata al contrario, no? Però immagino che il giudice abbia anche un po' saputo sapientemente cristallizzare la situazione dell'RSA. Non commento mai le sentenze dei tribunali, ma leggendo questa notizia sono molto felice. Cosa aspetta il governo a emettere un decreto legge che imponga la vaccinazione ai sanitari? È il post del virologo Roberto Burioni a commento della sentenza di Belluno. Ma il presidente Zaia, guardando a questa vicenda, dice anche come all'inizio le vaccinazioni siano state rallentate dai tanti messaggi che si sono susseguiti. All'inizio delle prime vaccinazioni vi ricordo che sono state anticipate da molte persone, anche autorevoli del mondo scientifico, dicevano non è sicuro, state attenti. Voglio anche giustificarli quelli che all'inizio hanno detto ma aspetterei un attimo, però adesso bisogna farlo, cioè, nel senso che chi volontariamente lo vuol fare lo deve fare.